Eder. Mech. Pallister. Sarà ascoltato direttamente dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, titolare dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic, la 63enne triestina ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 in un'area boschiva dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. L'attenzione degli inquirenti in questa fase dell'indagine è rivolta in particolare a una figura tecnica chiave: il preparatore anatomico, un giovane triestino che ha lavorato a stretto contatto con i medici legali durante la seconda autopsia sul corpo della donna, quella disposta dalla procura e affidata all'equipe dell'antropologa forense Cristina Cattaneo. Il tecnico, che opera in qualità di assistente nelle sale settorie, ha recentemente manifestato la possibilità che una delle manovre da lui effettuate sul cadavere durante le fasi preliminari dell'esame possa aver contribuito a determinare una specifica lesione individuata nel corso di quell'autopsia. Una frattura alla faccetta articolare superiore sinistra della vertebra toracica T2. Questa frattura non era stata rilevata nella TAC eseguita l'8 gennaio 2022, 2 giorni prima dell'autopsia. Da qui il sospetto che il trauma possa essere stato provocato in un momento successivo all'esame radiologico, forse proprio durante la manipolazione del cadavere. La figura del preparatore anatomico, anche detto tecnico di sala settoria, è fondamentale nel contesto delle autopsie. Si tratta di personale specializzato che opera a supporto dei medici legali e degli anatomopatologi, occupandosi delle attività preparatorie, dell'assistenza durante l'esame autoptico e talvolta del trattamento successivo dei resti. Le sue manovre sono dunque parte integrante del processo e qualsiasi errore o pressione anomala sul corpo, soprattutto in presenza di uno scheletro già compromesso o in avanzato stato di decomposizione, può teoricamente produrre fratture o lesioni post-mortali. La frattura in questione è stata oggetto di acceso dibattito nelle ultime settimane tra i diversi consulenti di parte coinvolti nel caso. Da un lato, la difesa di Sebastiano Visintin, marito di Liliana e attualmente indagato per l'omicidio della donna, ha ipotizzato che tale lesione possa essere stata causata dalla movimentazione del corpo nel momento del ritrovamento o durante la successiva autopsia. Dall'altro lato, i consulenti nominati dai familiari di Liliana hanno sostenuto che una simile lesione non può essere compatibile con una semplice manovra post-mortem, indicando una genesi traumatica avvenuta in vita o perimortem, quindi riconducibile a un atto violento. Proprio in questo contesto, il tecnico avrebbe deciso di farsi avanti con i magistrati, evidentemente ripensando a quanto accaduto nel corso della sua attività di supporto all'autopsia. Avrebbe quindi riconosciuto la possibilità che uno dei movimenti effettuati sul cadavere, forse nel sollevamento o nella rotazione del busto, possa aver provocato quella frattura, cercando così di fornire un chiarimento rispetto a una delle questioni più controverse dell'intera indagine. È importante sottolineare, tuttavia, che nelle conclusioni dei propri accertamenti il team della professoressa Cristina Cattaneo ha espresso un'opinione ben definita. La frattura, insieme ad altri elementi riscontrati sul corpo, farebbe parte di un complesso lesivo etero-inferto, ovvero provocato da un agente esterno e incompatibile con una semplice dinamica accidentale o post-mortale. Secondo la relazione depositata in procura, il quadro complessivo delle lesioni sarebbe coerente con un'ipotesi di dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna diretta, ovvero un'azione violenta esercitata da terzi. In questo scenario, la frattura vertebrale non è l'unico elemento indiziario, ma rappresenta comunque un tassello rilevante nella ricostruzione della causa della morte. Proprio per questo motivo la procura ha ritenuto opportuno sentire direttamente il tecnico per valutare la fondatezza delle sue dichiarazioni e comprendere se vi siano documentazioni, verbali o relazioni integrative che possano suffragare la sua versione. Il fatto che la frattura non fosse stata riscontrata nella TAC del gennaio 2022, ma sia emersa soltanto nel corso dell'autopsia sui resti scheletrici, ha alimentato nuove domande tra gli esperti. Si è trattato di un errore di interpretazione nell'imaging oppure di una lesione effettivamente sopravvenuta tra la TAC e l'autopsia? La relazione del team Cattaneo è chiara nel sostenere che non risultano essere stati eseguiti interventi o manovre post-mortali tali da poter giustificare l'insorgenza della suddetta frattura.
Ma l'apertura mostrata dal tecnico apre uno spiraglio di dubbio che gli inquirenti vogliono ora esplorare a fondo. Resta da capire se questa nuova testimonianza porterà a una rivalutazione della portata indiziaria della frattura, oppure se al contrario si rivelerà solo un elemento marginale in un contesto più ampio che, secondo gli esperti nominati dalla procura, indica comunque un'aggressione. In ogni caso, la morte di Liliana Resinovic, a oltre 3 anni dal ritrovamento del suo corpo, continua a riservare interrogativi aperti e forse nuovi colpi di scena. Eder. Mac Pallister. Gentili ascoltatori, buona giornata a voi tutti da Sensitivo Locchi. Tra qualche giorno inizia il conclave, sarà un conclave a mio parere breve e il nuovo Papa avrà una carriera, perché adesso diventare Papa è una carriera lunga, un pontificato lungo. Io continuo a puntare le mie forze occulte su Pietro Parolin. Per me sarà lui il nuovo pontefice, come ho detto dall'inizio. Ma quest'oggi voglio parlarvi di quelle 5 suore che sono sparite dal convento di clausura. Perché? Perché in rotta con la madre badessa. Ora bisogna vedere se abbiano ragione questi 5 monache che sono sparite o ha ragione la madre badessa. A me la madre badessa mi è sembrata, da come ho visto, una persona seria. Ma è strano però, che già da diverso tempo queste monache sono sparite dal convento e non ne parla più nessuno. Sono 5 persone, io non c'è bisogno che vedo col pendolino, perché lo so che credo che siano tutti e 5 vive, però bisognerebbe capire le ragioni per cui queste monache hanno deciso di abbandonare la clausura e fuggire e andare praticamente allo Stato Brado. Di nuovo amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo Locchi di Civitavecchia e Habemus Papam. La notte tra il 3 e il 4 maggio nel cuore di Bergamo si è consumato un dramma che ha scosso l'intera comunità del quartiere Borgo Santa Caterina, rivelando una spirale di tensioni, malintesi e conseguenze fatali. Tutto è iniziato con un'apparente serata qualunque, al Reef Café, dove 2 fratelli gemelli, Jacopo e Valerio De Simone, di 19 anni, si trovavano insieme ad amici e alla fidanzata di uno dei 2. Ma quella che doveva essere solo una normale uscita in compagnia si è trasformata nel giro di poche ore in un evento tragico, culminato nella morte di un giovane di 26 anni, Riccardo Claris. Jacopo, rientrato a casa preoccupato e accompagnato da alcuni amici, non trova il fratello. Alla domanda «Dov'è mio fratello?», la madre risponde «Qui non c'è». Scossa e allarmata, la donna si precipita in strada per cercare Valerio, ma poco dopo si imbatte in una scena straziante. Sul marciapiede di Via dei Ghirardelli, all'altezza del Civico 27, giace a terra un giovane senza vita, è Riccardo Claris. Quando la madre rientra e rivede Jacopo, il ragazzo ha le mani e la felpa sporche di sangue. Confessa: «L'ho ucciso io». Sconvolta, la donna lo invita a costituirsi immediatamente. Per lei è un dramma nel dramma. A marzo anche un altro dei suoi figli, Carmine adottivo, era stato arrestato per un altro omicidio, legato a una rapina finita in tragedia. La dinamica dei fatti, secondo quanto raccontato da Jacopo De Simone ai carabinieri e al pubblico ministero Guido Schininà, sarebbe nata da un tentativo di difesa. Il giovane sostiene di essere stato seguito sotto casa da un gruppo di circa 10 tifosi dell'Atalanta, tra ragazzi e ragazze che avevano fatto rumore e intonato cori da stadio. Poco prima, al Reef Café, Jacopo avrebbe risposto con cori a favore dell'Inter, la sua squadra del cuore. Questa manifestazione di tifo sarebbe bastata, a suo dire, a scatenare le tensioni. A casa era arrivato prima del fratello Valerio, che si era attardato con la fidanzata per via dei tacchi che rallentavano il passo. Forse per questo, o forse per evitare un confronto, i 2 erano rimasti indietro.
Jacopo racconta di aver agito per proteggere la propria famiglia. Volevo difendere mio fratello, la mia casa, la mia famiglia, avrebbe dichiarato in caserma, assistito dal suo legale, l'avvocato Luca Bosisio. Secondo il suo racconto, Riccardo Claris sarebbe stato uno dei più esagitati del gruppo, armato di una catena e di un bastone. Tuttavia, finora non è emersa alcuna prova concreta dell'esistenza di tali armi. Nessuna catena, nessun bastone è stato ritrovato. Claris era effettivamente noto per frequentare la cura dell'Atalanta, ma i suoi familiari assicurano che lo faceva in maniera sana, senza mai essere coinvolto in episodi violenti. La ferita mortale è una sola, ma letale. Una coltellata alla schiena sotto la scapola sinistra, inferta con tale forza da spezzare la lama in ceramica del coltello, lunga 20 centimetri. Le autorità sospettano che Claris sia stato colpito alle spalle. Sarà l'autopsia, prevista per mercoledì mattina presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII, a chiarire la traiettoria e la dinamica del colpo. Una fonte ritenuta attendibile, vicina all'ambiente della curva atalantina e persona nota in città, ha fornito una versione molto diversa. I ragazzi se ne stavano andando. Hanno fatto un po' di rumore, ma non erano armati. Mi hanno detto che non è volata nemmeno una sberla. Questo contrasto netto tra le due narrazioni è ora oggetto di approfondite indagini da parte degli inquirenti. Sono almeno 20 le persone che i carabinieri intendono ascoltare per ricostruire con precisione i fatti. Tra i testimoni già sentiti c'è il gestore del Reef Café, che avrebbe chiesto ai ragazzi di calmarsi durante alcuni battibecchi all'interno del locale. Da quanto emerge, le tensioni erano già palpabili prima dell'uscita dal bar e potrebbero essere state il frutto non solo di rivalità calcistiche, ma anche di dinamiche di gruppo più complesse. Quel che è certo, secondo gli inquirenti, è che fuori dal locale non ci sono stati scontri fisici. Tuttavia, il gruppo legato ai tifosi atalantini avrebbe seguito i gemelli De Simone fino a casa. Resta da stabilire se si è trattato di un semplice pedinamento o di un comportamento intimidatorio più marcato. Per questo motivo, nel pomeriggio del giorno successivo, i carabinieri in Borghese hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate lungo il percorso che va dal Reef Café in via Borgo Santa Caterina, passando per via dei Celestini fino a via dei Ghirardelli. L'obiettivo è comprendere se vi siano stati atteggiamenti minacciosi o se il tutto si sia limitato a una presenza rumorosa e provocatoria. Al momento, a parte la coltellata, non risultano altri atti di violenza fisica. Jacopo De Simone si trova ora detenuto nel carcere di Brescia e comparirà martedì pomeriggio alle 15:30 davanti al giudice per le indagini preliminari Maria Beatrice Parati, presso il Tribunale di Bergamo. In quella sede potrà decidere se confermare la propria versione, fornire nuovi elementi o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo il quartiere di Borgo Santa Caterina è profondamente scosso. I protagonisti di questa vicenda, tragicamente intrecciati dal destino, abitavano a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Nelle ore successive al fatto, Monsignor Pasquale Pezzoli ha visitato entrambe le famiglie, evitando qualsiasi commento pubblico. L'aria nel quartiere è pesante, carica di domande senza risposta. Un anziano residente ha espresso un pensiero che riecheggia tra i vicoli della zona. Non conosco quei ragazzi, ma so che vengono da 2 famiglie per bene. Non capisco come si possa arrivare a tanto. Morire per così poco non si può. Un pensiero condiviso anche dal pubblico ministero Guido Schininà, che ha formulato nei confronti di Jacopo De Simone l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Una definizione pesante che, se confermata, potrebbe avere gravi conseguenze giudiziarie per il giovane. Ma prima sarà fondamentale ricostruire con esattezza ogni istante di quella notte, distinguendo i fatti dalle suggestioni e dando voce a tutti i protagonisti per comprendere cosa sia davvero accaduto in via dei Ghirardelli. Caso Anica Pamphile, l'investigatore difensivo accende i riflettori su via Barcador. Troppo traffico per passare inosservati. Tra i clienti della zona anche nomi noti della marca. Spresiano, un sopralluogo accurato, diversi appostamenti notturni e una serie di targhe appuntate con discrezione. Così Massimo Carraro, investigatore privato ed ex carabiniere, ha deciso di scandagliare a fondo il tratto di via Barcador all'Ovadina, lungo il canale della Vittoria. È qui che, secondo la ricostruzione accusatoria, il 77enne Franco Battaggia avrebbe abbandonato il corpo senza vita di Anica Pamphile
la 31enne romena trovata morta lo scorso 21 maggio su un'ansa del Piave, nel territorio comunale di Spresiano. Secondo l'ipotesi della procura, il cadavere sarebbe stato avvolto in un tappeto e poi fatto scivolare nel canale, in un'area buia e marginale, ma, stando a quanto sostiene Carraro, tutt'altro che isolata. Ho svolto diversi sopralluoghi in aprile, in orari compatibili con quelli in cui si sarebbe consumato il presunto occultamento del corpo, racconta l'investigatore, incaricato dalla difesa di Battaggia e coordinato dall'avvocato Fabio Crea. Posso affermare con certezza che via Barcador non è affatto deserta. Al contrario, nelle ore serali e notturne diventa teatro di un'intensa attività legata alla prostituzione maschile. Carraro descrive un contesto abituale, una sorta di zona franca nota a molti e frequentata da uomini in cerca di incontri fugaci, disposti ad accostare l'auto e interagire con chi staziona nei pressi del canale. Persino io, aggiunge, sono stato avvicinato più volte da automobilisti che lampeggiavano o si fermavano vicino a me, interpretando la mia presenza come un segnale di disponibilità. Il punto cruciale sollevato dall'investigatore riguarda la visibilità dell'azione attribuita a Battaggia. È impossibile, afferma, compiere un gesto tanto rischioso come quello di gettare un corpo nel canale senza essere notati, soprattutto in quella fascia oraria. Ci sono sempre veicoli che passano e in alcuni casi si fermano. Nessuno può agire indisturbato lì. Carraro, spinto dalla curiosità investigativa, ha deciso di registrare alcune targhe dei veicoli incontrati sul posto durante i suoi sopralluoghi. I risultati hanno portato a scoperte sorprendenti. Tra i clienti abituali della zona figurerebbero persone considerate insospettabili. Nei controlli effettuati, spiega, sono emersi i nomi di un noto imprenditore della marca trevigiana e di un esponente politico locale, appartenente a un partito di estrema. Non posso fornire ulteriori dettagli per motivi di riservatezza, ma i dati raccolti saranno messi a disposizione del legale della difesa per valutazioni successive. Questi nuovi elementi si inseriscono in un quadro difensivo che punta a mettere in discussione la plausibilità della dinamica indicata dalla procura, non solo sul piano temporale, ma anche su quello logistico e ambientale. L'indagine difensiva suggerisce che l'area, lungi dall'essere un luogo appartato dove disfarsi di un cadavere senza testimoni, sia invece sotto gli occhi di molti, in particolare di un sottobosco di frequentatori notturni che non lascia spazio all'anonimato. Nel frattempo, il processo a carico di Battaggia prosegue. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati alla criminalità organizzata veneta, si proclama innocente. Ma le prove a suo carico, dalla presenza del tappeto nel suo garage alle immagini del pick-up nei pressi del luogo del ritrovamento, restano pesanti. La difesa, tuttavia, punta a smontare tassello dopo tassello la ricostruzione accusatoria, a partire proprio dalla praticabilità o meno del presunto scenario del delitto. L'attenzione ora si concentra sulle prossime mosse della difesa e su eventuali approfondimenti che la procura potrebbe decidere di compiere alla luce delle segnalazioni emerse dai sopralluoghi difensivi. Resta da capire se altri testimoni o riscontri potranno avvalorare o smentire quanto sostenuto dall'investigatore Carraro. Intanto via Barcador esce dal cono d'ombra, rivelando una realtà fatta di traffici notturni e presenze inattese, che potrebbe ribaltare alcune certezze nell'ambito di uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni in Veneto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.